Buon pomeriggio da Sicilia 24 Focus. Dal 16 di luglio scorso vi raccontiamo quella che è stata una delle emergenze legate alla città di Catania e ne abbiamo purtroppo, giocoforza, raccontate davvero tante in questo mese di luglio, tante difficili, complicate, che hanno pesato sulla gente in modo più o meno importante. Dal 16 luglio però raccontiamo quello che è accaduto da quella sera nella quale è andato a fuoco una parte dell'aeroporto di Catania. Parliamo di quel Terminal A sul quale si ripongono le speranze di tutti i viaggiatori perché si possa riprendere una serena normalità. Spesso le parole non rendono, a rendere sono sempre di più le immagini, ve le mostriamo. Il sistema ha retto benissimo. Ringrazio i vigili del fuoco che hanno immediatamente domato le fiamme e che hanno comunque circoscritto subito l'incendio. Prova ne sia, nessuno, e sottolineo nessuno, si è fatto male. Passeggeri disorientati, stremati, piegati da troppe ore di viaggio. Non è corretto, non è corretto. Fuori, dobbiamo aspettare che chiamano, però non hanno neanche un megafono. Manca forte! Ci vuole il generale Figliolo, chi fa logistica. È uno schifo totale, guardi, veramente. Mai più, guardi, mai più in Sicilia. Ci hanno rovinato le vacanze. Allora, questo abbiamo raccolto, non solo questo naturalmente, perché poi abbiamo raccolto anche delle pagine nelle quali si comincia a ricostruire una situazione completamente diversa. In tanti giorni di racconto dall'aeroporto di Catania troviamo giusto, importante sentire la voce della SAC e in questo caso di Nico Torrisi, amministratore delegato. Buon pomeriggio Nico Torrisi. Buon pomeriggio a lei e ai telespettatori. Allora, Nico Torrisi ha guardato con, credo, sofferenza, ma anche con un po' di disappunto queste immagini. In quale momento la sofferenza e in quale il disappunto, Torrisi? Il servizio iniziava con delle mie parole che riconfermo, perché il primo dato, che naturalmente è quello passato forse per certuni in secondo piano, è che fortunatamente grazie all'intervento di tutti nessuno si è fatto nulla, non c'è stato un problema respiratorio, non c'è stato nessuno che si sia ferito o peggio. Io di questo non posso che essere grato ovviamente al sistema che ha funzionato, a tutti quei soggetti che a vario titolo sono intervenuti, quindi questo è un primo fatto. E poi lei mi diceva del momento di sofferenza, certamente è legato ai disagi che nostro malgrado ci sono stati, perché certamente non siamo noi responsabili di un incendio. Vorrei, ma non dirò nulla che sia ovviamente coperto a segreto istruttorio, c'è un'indagine da parte della magistratura, c'è l'autorità giudiziaria che sta facendo le proprie indagini e quindi verificherà quali sono state le ragioni, intanto per il quale c'è stato questo incendio, e per il quale purtroppo sono state dette e scritte un sacco di stupidaggini. Stupidaggini, ripeto, perché non si è avuto rispetto e si continua ad avere rispetto da parte di molti per il lavoro degli inquirenti e da parte anche dei periti che sono stati nominati dalla stessa procura. Si è detto all'inizio che fosse un incendio legato a una pompa di calore, ricorderà che si era parlato di questo, di un nostro impianto. Insomma, poi, di un cavo di stampante. Poi si è parlato di un cavo di una stampante, poi si è parlato di una cosa, naturalmente sempre nella tradizione italica del si dice si mormora, senza che poi si capisse o si capisca chi l'abbia detto. Di certo non l'abbiamo detto noi, non sta a noi, abbiamo rispetto di quelle che sono le indagini che si stanno andando a fare. Però prescindendo da questo, che credo che sia una cosa che poi interessi noi certamente, ma dopo, oggi quello che abbiamo fatto e che facciamo dal primo momento in cui mi è arrivata una telefonata che mi avvertiva del fatto che ci fosse soltanto la segnalazione di un possibile incendio, questo parlo della notte famosa del 16 alle 11:30 della sera, sì. Quindi anche questo è stato detto che non abbia funzionato il nostro sistema antincendio. Un'altra bufala, a dirla in maniera educata, non è vero affatto, l'incendio è stato segnalato da un segnalatore proprio antifumo che ha dato il segnale,
e poi subito dopo è intervenuto il nostro personale con il presidio dei Vigili del Fuoco e poi sono intervenuti i Vigili del Fuoco di via Cesare Beccaria, che ringrazio perché sono quelli che hanno arginato comunque il fenomeno e poi comunque domato l'incendio. Voglio chiarire un'altra cosa. Da quel momento noi non abbiamo avuto né la disponibilità del terminale A, naturalmente perché ci sono i sigilli, no? Non si può entrare. No, non è così, era stato dato nella disponibilità ovviamente ai Vigili del Fuoco perché facessero il loro lavoro e ripeto e ancora una volta perché anche su questo c'è chi specula pure contro i Vigili del Fuoco. Io gliene sono grato, ci lavoriamo tutti i giorni in aeroporto e sono grato a quelli che comunque, ripeto, hanno domato quell'incendio. Sorrido perché il terminal ci è stato restituito velocissimamente dall'autorità giudiziaria che comunque in 3 giorni ce l'ha restituito e quindi noi il giorno 20 abbiamo avuto un'altra volta la disponibilità del terminal A. Prima di quel momento non ci siamo entrati, ma nel frattempo avevamo già contattato la stessa notte un'azienda che si chiama Belfor, che è un'azienda americana che si era occupata della bonifica del T3 del terminal di Roma. Roma, sì. In buona sostanza, dallo stesso istante in cui sono entrati, o meglio, siamo stati un'altra volta, abbiamo avuto la disponibilità del terminal, noi abbiamo comunque impiegato e da allora impieghiamo più di 200 persone con turni H24, quindi tutto il giorno, per andare a bonificare il terminal. Abbiamo dato un cronoprogramma. Anche lì ho letto non sono state date cronoprogramma e date, non è vero, l'abbiamo fatto. Abbiamo detto che sarebbe stato consegnato e sarà riconsegnato a noi il terminal A entro la fine del 2 di agosto e così sarà. Da quel momento dovremo avere le autorizzazioni che sono la cosa più importante in relazione a quello che è il problema della qualità dell'aria, cioè l'ambiente deve essere assolutamente salubre e sicuro per il nostro personale e naturalmente per i passeggeri, per tutti quelli che vanno nel terminale A, e da quel momento, avute le autorizzazioni, lo potremo riaprire. Cos'è che si è fatto accanto a questo nell'emergenza? Avevamo detto e l'abbiamo fatto che avremmo riaperto subito utilizzando il Terminal C, perché noi in meno di 24 ore abbiamo riaperto, abbiamo aperto ovviamente il Terminal C, che è un terminal molto più piccolo, che voi sapete era stato da noi utilizzato e riaperto qualche anno or sono. All'inizio facendo 2 movimenti orari, significa, per chi ci guarda, e mi scuso se a volte uso delle espressioni troppo tecniche, significa che si possono fare 2 atterraggi e 2 partenze per ora. Successivamente, sempre in accordo con ENAC e sempre in accordo e in continuo contatto col Ministero, ovviamente cui fa riferimento l'ENAC, che è il Ministero delle Infrastrutture, e quindi col Ministro Salvini, abbiamo avuto, tra parentesi nel frattempo, e gliene sono molto grato, non soltanto riunioni col Ministro stesso e più volte in videoconferenza, ma anche è venuta una commissione parlamentare, cioè ci sono stati tutta una serie di soggetti istituzionali che ci hanno fatto sentire la loro presenza e o il loro sostegno. Abbiamo fatto una serie di cose per andare a cercare di limitare quelli che sono i disagi ovvi che ha dovuto patire ovviamente il passeggero, e che è l'ultima cosa ma la più importante, cioè il passeggero, questo individuo, sia esso siciliano che volesse tornare a casa o andare in vacanza, o i tanti che per fortuna continuano a venire in Sicilia, che mi auguro vengano sempre più numerosi alla fine di questo caos in Sicilia. Come? Anche prendendoci responsabilità non nostre, cioè scherzosamente neanche tanto, chi mi ha detto che ci siamo presi troppe responsabilità, sarebbe stato più comodo dire chiudiamo e buonanotte al secchio. Chiudiamo l'aeroporto e buonanotte al secchio. Questo non sarebbe stato né serio né responsabile, probabilmente sarebbe stato più comodo, ma non avrebbe avuto alcun senso. Sottolineo come noi comunque abbiamo portato, dicevo, da 2, quindi da 4, 2 atterraggi, 2 partenze a 8, e poi siamo arrivati e arriveremo adesso a 7 movimenti, adesso siamo a 5, quindi 5 più 5, presto arriveremo, dicevo, a 10, quindi 5 più 5. Nel frattempo, dicevo, abbiamo cercato di alleviare i disagi. Come? Faccio un esempio. La gente veniva dirottata non da noi, altra cosa che vorrei chiarire, dalle compagnie aeree. Cioè non è l'aeroporto, non è la società di gestione, non è l'ENA a valutare il controllo, a decidere né lei dove si vanno a fare i voli, sono ovviamente le compagnie aeree. Aspetti un attimo Torrisi, facciamo step by step. Prego. Quindi quando il cittadino, il viaggiatore si vede recapitare una mail piuttosto che un messaggio SMS, si parte da Trapani e invece ti trovi a Catania e Trapani non la puoi raggiungere nel tempo congruo per prendere quel volo, lì è un difetto di comunicazione della compagnia.
Stiamo parlando di casi che si sono verificati. Se ne sono verificati tanti, ne siamo consapevoli. Naturalmente l'aeroporto non c'entra assolutamente nulla. Ecco, stiamo chiarendo le competenze. Sì, ma dico, è assolutamente nel buon senso questo, e la ringrazio. Comunque è una domanda che trovo, come dire, con risposta chiusa, perché ovviamente dipende dalle compagnie. Sì, però no, a volte capisco, tutto anche sembra perché scontato per chi ci lavora non dentro. c'è dubbio, dipende assolutamente dalle compagnie. Spesse volte è capitato anche ai miei amici che mi hanno scritto di notte dicendo di essere già in viaggio per Trapani e che poi magari scoprono che l'aereo invece fosse stato cancellato. È successo, ovviamente ce ne dispiace molto, le ricordo anche come addetto ai lavori nel mondo turistico, so bene quanti disagi ha provocato e quanto danno d'immagine questa cosa abbia e fastidio crei in tutti, noi per primi. Naturalmente questa cosa purtroppo è dipesa dalle compagnie. Cosa abbiamo fatto però? Noi fino a ieri abbiamo già utilizzato oltre 700 pullman che abbiamo messo a disposizione dei passeggeri gratuitamente, pagandoli noi, lì dove altri pensavano che questo servizio dovesse essere dato dalle compagnie aeree. Noi responsabilmente, col pieno sostegno del governo regionale, del presidente Schifani e dell'assessore Aricò, che ringrazio, abbiamo avuto la disponibilità di pullman, che ripeto paghiamo noi, per mettere a disposizione dei passeggeri, pullman che vengono, i cui orari peraltro vengono pubblicati il giorno prima, non appena ci vengono dati, cioè noi, come dire, cerchiamo di fare da veicolo per anche informazioni o per cose che non dipendono direttamente da noi, ma che responsabilmente cerchiamo di dare proprio per fornire servizi ai passeggeri. Sì, però, posso dire un però? Certo. Però i disagi ci sono stati, voglio dire, e purtroppo i disagi ci sono stati. Allora io le faccio una domanda. Naturalmente al vertice di un'azienda non si può chiedere, no, perché non c'era che ne so, questa macchina messa qui, quest'autobus messa qui. Al vertice di un'azienda, il vertice di un'azienda ovviamente ha una ramificazione, no, di competenze che lavorano all'interno di questa struttura. Quando lei all'indomani si è mostrato piuttosto sereno dicendo che era certo che questa cosa si sarebbe risolta in tempi brevi in tutti i sensi, era perché sicuramente contava su questa ramificazione di competenze che avrebbero agito in caso di emergenza. Lei, da responsabile, da vertice, ritiene che tutto si sia svolto come in linea con il suo piano? Mi sono spiegata, penso, no? Sì. Cioè lei era certo, tanto sono sicuro perché lì si agirà così, qui si agirà così, si sistemerà una situazione di emergenza, quindi la cosa si appianerà. Invece però purtroppo qualche piccola cosa non deve essere andata come lei immaginava. Io credo che la domanda vada rivista, perché non capisco cosa significa mi sono detto sereno. Ha dichiarato che la cosa... Io ho dichiarato che avremmo riaperto subito e l'ho fatto, lo abbiamo fatto. Poi se qualcuno, come tanta gente ha voluto fare, ha speculato sul fatto che io potessi dire di aprire il terminal A, beh, io dovrei avere bisogno di un TSO, perché non vedo come io potessi immaginare di riaprire un terminal che era nella disponibilità dei vigili del fuoco e che comunque sarebbe andato ovviamente per indagini ovvie, scontate e doverose dell'autorità giudiziaria, posto per un periodo ovviamente sotto sequestro. Quindi ribadisco quello che ho detto dal primo momento, cioè a dire che avremmo riaperto a scarto ridotto, perché ovviamente abbiamo aperto a scarto ridotto e non abbiamo aperto a pieno regime. Certamente ci sono state cose che avrebbero potuto funzionare meglio, ma siamo stati in emergenza e abbiamo dovuto anche, tra virgolette, trovare le soluzioni all'emergenza. Bene, ma io le posso fare un'altra domanda? Certo, da questa esperienza, ecco, questa è un'esperienza che insegna, no? Come tutte le grandi esperienze. Abbiamo avuto il blackout con l'Enel, abbiamo capito che forse, no, non stiamo messi benissimo da alcuni punti di vista con l'Enel. Allora io chiedo a Nico Torrisi, in onestà intellettuale, questa esperienza domani gli farà fare un passo verso un'ottimizzazione, per esempio, di piani di emergenza? Non mi dica che poi entro il 2023 si possono riaggiornare, mi dica umanamente e professionalmente se questa cosa le insegna qualcosa per il futuro. Ma ce l'ha già insegnata sicuramente, chiunque possa immaginare di rispondere diversamente è soltanto arrogante e oggi non avrebbe senso.
Però io le dico anche le cose per come sono, cioè a dire, noi ci siamo presi responsabilità che non sono neanche nostre. Quali esattamente? Quella degli autobus? Alcune delle compagnie, altre responsabilità che comunque, ripeto, il nostro personale con abnegazione sta lì molto ma molto al di là di qualsiasi attaccamento molti avrebbero potuto immaginare. Cioè io non posso che essere assolutamente grato, e lo voglio sottolineare oggi e qua, a tutta la comunità aeroportuale, non soltanto ai dipendenti di Sacco della Service, ma all'intera comunità aeroportuale, quindi alla Polaria, Carabinieri, alla Guardia di Finanza, agli Handler, a tutti quei soggetti pubblici o privati che vivono l'aeroporto e sanno cos'è l'aeroporto. Naturalmente non mi sfugge il fatto che ci siano stati dei disagi e che non tutti possano essere, come posso dire, empatici. Cioè, io quello che ho detto sino a ieri a un ragazzo che vedevo stanco, che stava legittimamente da parte fumando una sigaretta e che magari non si era rivolto, secondo me, con il dovuto garbo nei confronti di una turista che era giustamente spazientita, gli ho spiegato, ho detto guarda, la stessa informazione che hai dato, scocciato, avresti impiegato lo stesso tempo per darla, solo che una turista, una passeggera infastidita sarebbe andata via con un ricordo migliore, con la stessa informazione, è assolutamente così. Solo data meglio. È Posso negare così. che ci possa essere qualcuno che magari non faccia, però mi creda, la stragrande maggioranza sta facendo l'impossibile. Faccio un altro esempio, è stato detto che la gente è al sole, e le faccio un esempio di ieri. Noi abbiamo montato nei giorni una infinità di gazebbi, grazie alla protezione civile, altri ne abbiamo messi noi, abbiamo messo delle tende refrigerate. Ieri, siccome sono il primo nei limiti in cui mi è possibile dare assistenza ai passeggeri, mi ha fermato un ragazzo, un giovane, erano le 15 ed ero con un vostro collega del giornale che accompagnavo per un sopralluogo e mi ha detto, sa, io dovrei fare il check-in, ho detto, beh, che volo ha? Erano le 15, mi ha detto il volo è alle 22:30. Ho sorriso e ho detto, guardi, io capisco l'ansia con la quale lei si presenta alle 15 per un volo che è tra 9 ore, tra 7 ore, chiedo scusa, tra 7 ore. Ma abbiamo comunicato dappertutto che per una questione semplicemente dimensionale del terminal non bisogna presentarsi prima delle 3 ore, perché noi non possiamo ficcare dentro un terminal perché ci sarebbero problemi. Certo, lì poi sì. ci sono anche questo tipo di problemi, indubbiamente. No, ci sono tanti, ma anche lì io non critico né il soggetto ansioso che comunque si è visto spostare i voli, cancellarli. A proposito di quello che ha detto lei, abbiamo piena consapevolezza dei disagi, cerchiamo di venirgli incontro. Quello che ho fatto e che spero facciano tutti è dirgli, guardi, lì ci sono delle panchine che non sono attaccate al terminale C, ma sono ombreggiate, qua stiamo dando l'acqua gratuitamente a tutti, cerchiamo di venire incontro alle giuste esigenze dei passeggeri. Senta, un'altra cosa, perché noi abbiamo raccolto sempre le dichiarazioni delle persone, no? E io gliele giro, come non sono il giornalista, sono una passante che parla con qualcuno. Ma è come dire, un atteggiamento catanese, siciliano, quello di chiedere all'amico che lavora in aeroporto o l'hostess di terra che lavora in aeroporto, senti, ma domani secondo te io parto, posso partire? È un nostro vizio siciliano oppure onestamente forse mancava qualche informazione, cioè c'era qualche passaggio a vuoto nell'informazione, per esempio del piano dei voli? Non so, faccio un esempio, voi avete un sito, no? Un sito internet, clicchiamo il sito internet, troviamo per esempio il piano dei voli dell'indomani di 2 giorni dopo, è possibile avere delle informazioni aggiuntive? Ecco, le chiedo questo. Sì, ci sono, non appena ci vengono a nostra volta recapitate, cioè quando le compagnie aeree ci danno i voli schedulati, noi facciamo un riepilogo che si fa e si pubblica. Non è, come dire, anche questo ovviamente è un servizio che diamo doveroso, assolutamente doveroso, vorrei che sia chiaro. Ma possiamo ottimizzare anche là, secondo lei, Torrisi? Possiamo ottimizzarlo, certamente, nella misura in cui però desidero sia chiaro, altrimenti facciamo speculazioni sempre e soltanto su chi cerca di fare il proprio, no? Se le informazioni ci vengono date prima, le pubblichiamo prima. Però, siccome vorrei sfuggire dalla logica per cui tutto è brutto, sporco e cattivo, io dico le cose vengono pubblicate, vorrei che sia chiaro anche quando le stesse informazioni ci giungono, quindi noi le collezioniamo, perché noi le collezioniamo, le prepariamo, le pubblichiamo, esattamente come gli orari degli autobus, che capisce bene noi forniamo, ma che non siamo come dire, pulmanari, lo dico con rispetto e gratitudine rispetto a chi ci fornisce il pullman. Ma anche perché poi... È la stessa cosa, non siamo proprietari delle compagnie aeree e naturalmente sì, certamente lo facciamo come lo facciamo anche su Comiso, questa parola me la faccia spendere, su Comiso, su cui anche i nostri collaboratori lì stanno facendo un lavoro straordinario dal primo momento e la mia gratitudine va non soltanto a loro, che è scontata perché è sempre SAC,
ma va anche agli miei omologhi e ai colleghi di Palermo e di Trapani che hanno fatto un lavoro per me eccellente, e quindi mi faccio ringraziare. Nonostante su Palermo poi ci sia stato un attimo di stop, ma non le chiedo un commento su questo, no, perché ma non c'è stato mai un momento di stop, c'è stato un momento in cui l'accountable manager, comunque, che è, così come da noi, il primo responsabile, ancora prima è l'amministratore delegato, perché ha tutte le deleghe operative con l'ENAC, quindi è riferimento all'Ente Nazionale di Aviazione Civile, deve verificare che i servizi che si danno su un aeroporto siano calzanti rispetto a quello della sicurezza, quindi safety, security, e rispetto alla qualità del servizio. Però onestamente l'aiuto ce l'hanno dato sempre. È chiaro che noi abbiamo, ecco, la ringrazio anche di questo, mi permette di chiarire una cosa, noi abbiamo a nostra volta dato aiuto agli altri aeroporti, perché parte del personale che lavorava da noi è stato trasferito negli altri aeroporti, quindi i servizi che sono stati resi anche grazie al personale delle società che normalmente operano a Catania e che hanno trasferito parte del proprio personale a Trapani piuttosto che a Palermo. Allora, perché mi vede distratta? Perché stiamo ricevendo una pioggia di messaggi ai quali onestamente parlando noi non possiamo in questo momento dare molto spazio, ma sono purtroppo tutte, diciamo, c'è il filo conduttore è quello, cioè la difficoltà a volare, la difficoltà ad avere informazioni e la difficoltà anche a gestire il tempo in aeroporto. Queste sono, io gliele faccio vedere tutte poi se vuole, però siccome abbiamo collegato anche un ospite che si è sempre occupato con garbo, intelligenza e sempre con grande spirito critico di quelle che sono le situazioni che riguardano i consumatori. Io lo volevo almeno salutare perché ha seguito con attenzione questo momento. È Carmelo Calì, vicepresidente nazionale di Confconsumatori, che saluto. Buon pomeriggio Calì. Buon pomeriggio a voi ascoltatori. Allora, io la ringrazio per essere stato pazientemente in linea. È giusto, diceva Nico Torrisi, che le competenze o perlomeno le responsabilità, dice noi ce ne siamo prese parecchie anche non nostre, siano di chi ce l'ha. Per cortesia ci fa capire, ma in davvero pochissimo tempo, i nostri telespettatori in questo momento, che chiaramente abbiano un danno accertato rispetto a diciamo una negligenza, no? Nella comunicazione o in altro delle compagnie aeree, come si devono comportare? Quali sono in questo momento i diritti dei consumatori che hanno ricevuto dei disagi? Ma diciamo che quello che veniva detto poco fa rispetto alla distribuzione delle responsabilità può andare bene in una situazione di normalità, ma in una situazione come quella che noi abbiamo vissuto, che stiamo vivendo, non si può dire andatevi a cercare le compagnie aeree, la responsabilità è delle compagnie aeree. No, però un momento, no, Torrisi questo non l'ha detto, nel senso che la responsabilità delle compagnie aeree è chiaramente di comunicare ovviamente immagino, al viaggiatore eventuali variazioni, no? Sono arrivati tanti messaggini, tante email dalle compagnie aeree alle persone, quindi questo è un altro discorso. Sì. Poi la riprotezione, la cura, l'assistenza dovrebbe essere anche in linea con un comportamento, no? Credo internazionale. Diciamo che se ci sono delle responsabilità da parte delle compagnie aeree in una situazione come questa, e si tratta di una circostanza eccezionale, le compagnie hanno due obblighi. Okay. Il primo è quello di offrire ai passeggeri l'alternativa tra la riprotezione e la rinuncia al volo e il rimborso. Se le compagnie non offrono questa alternativa, fanno una violazione del regolamento comunitario e quindi possono anche essere tenute a risarcire i danni che i passeggeri hanno subito a causa di questa mancata offerta. La seconda offerta, il secondo obbligo delle compagnie è quello di offrire ai passeggeri la cosiddetta assistenza e quindi anche la possibilità di essere portati fino al punto di finale di destinazione. Quindi se l'aeroporto di partenza è Palermo o Trapani o Comicio, essere portati fino a questi aeroporti e viceversa.
e ci siamo quindi, e poi naturalmente tutta l'altra assistenza che può essere in tutte le spese di passi, bevanti, qualcuno si è dovuto pernottare, eccetera. Questi sono gli obblighi che hanno le compagnie anche in presenza di una circostanza eccezionale qual è quella dell'incendio. Però è chiaro che sono obblighi che vanno commisurati rispetto all'evento e quindi è chiaro che se poi non possiamo noi vedere questi obblighi fuori contesto, fuori dal contesto di quello che è successo in questi giorni a Catania, e quindi a mio avviso vi è comunque un obbligo, tra virgolette, di organizzazione di servizi e di copertura da parte della società di gestione degli aeroporti, potremmo dire in collaborazione con quelli che sono gli obblighi delle compagnie. Allora Calì, Torrisi voleva forse un attimo intervenire. No, intanto lo saluto e poi dico che ovviamente confermo quello che è l'aspetto normativo che conosco ovviamente bene come lui. E apprezzo l'intervento perché sa bene, come ha detto, che questo è un obbligo a proposito del secondo delle compagnie aeree. Cosa è accaduto? Così lo diciamo anche a vantaggio di chi ci ascolta e lei poi potrà confermarmelo o smentire, che si è a volte, non per tutti, per fortuna un po' giocato, dicendo che l'aereo non venisse riprotetto, come ha detto l'avvocato Calì, ma venisse cancellato il volo e che si offrisse poi parallelamente al passeggero l'opportunità di avere altro volo. In altri termini, alcune compagnie gli hanno detto: siccome il volo lì è stato cancellato, ne accetti un altro che non è una riprotezione, avvocato, no? E quindi così facendo erano stati lasciati in parte al proprio destino. Proprio in funzione di quello che lei ha detto, che l'obbligo non è nostro, noi ci siamo sentiti, noi con ENAC a livello nazionale, assolutamente obbligati a fornire in termini proprio di obbligo morale e di assistenza un servizio coi pullman che abbiamo reso a nostre spese, nonostante, come ha detto lei e come dice la legge e l'aviazione e come tutte le regole, non toccasse a noi. Ma noi non siamo qui come lo sport a quanto pare di questi giorni per addossare responsabilità, siamo qua per cercare di migliorare purtroppo la vita a questi passeggeri che hanno avuto disagi. Io quindi del suo intervento la ringrazio, confermo tutto quello che ha detto, abbiamo messo questi servizi a nostro carico, caro avvocato, non condividendolo come invece dovrebbe essere con altri, ma questo per noi non è il momento delle polemiche, è il momento per sbracciarci e cercare di venire incontro a quello che lei diceva. No, però io ripeto, insisto su questo aspetto, non è una responsabilità morale, a mio avviso, che può anche esserci se uno vuole. Quello che a mio avviso è da sottolineare, e come dicevo prima, questi sono gli obblighi delle compagnie previste dalla normativa e che valgono anche in questo caso. Però è anche vero che in una situazione eccezionale da questo punto di vista rispetto a quello che è successo, a mio avviso vi era comunque una responsabilità e vi è comunque una responsabilità della società di gestione nell'organizzare e coordinare questo tipo di attività, e quindi non si può oggi derubricare questo tipo di intervento come un buonismo. Nessuno qua può avere un approccio buonista, dobbiamo capire che c'è un approccio di coordinamento che in questo momento rispetto a quello che è successo spetta alle compagnie, ma che deve essere coordinato, che non può essere delegato, ripeto. Calì, mi perdoni, non può essere. Mi perdoni Calì, di che approccio buonista lei sta parlando? Forse non è chiaro a me. Quando io ho sentito poco fa dire che ha ritenuto la SAC come obbligo morale quello di attivarsi per consentire questi spostamenti, per me ben venga l'approccio morale, però non è questa la questione. La questione è che sulla base di quello che è successo la SAC aveva ed ha
l'obbligo di organizzare tutte le opportune misure affinché i disagi dei passeggeri vengano alleviati e risolti. E questo non se lo si può dire, questa non è responsabilità mia, è responsabilità della compagnia, perché il regolamento dice che questi sono obblighi della compagnia. Certo, sono obblighi della compagnia, ma la SAC in questa situazione ha un obbligo di intervenire e di creare un minimo di coordinamento perché le cose vengano risolte. Ecco, Torrisi, scusi Calì, aspetti un momento. Sì, però, aspetti un momento. Però quello che sta avvenendo fuori è che appunto manca l'informazione. Non possiamo dimenticare quello che è accaduto nelle prime ore. Le dichiarazioni delle prime ore sono note e certificate e documentate. Cosa? Per le informazioni rivolgetevi alla compagnia. Questo non può essere, perché per le informazioni non bisogna, con l'incendio che era scoppiato, con quello che è successo, non si può dire rivolgetevi alla compagnia per avere notizie. Bisognava dire abbiamo attivato una task force in grado di organizzare tutti i servizi, questo è il numero verde a cui chiamare e cercheremo di dare tutte le informazioni. Non si può dire andate a trattare le compagnie e sappiamo qual è stata la risposta delle compagnie ai passeggeri. Impossibilità dei passeggeri di contattare la compagnia, nessuna informazione. Il primo diritto che è stato legato ai consumatori in questa vicenda è il diritto all'informazione, perché allora oggi non c'è nessuna informazione. Va bene, è chiarissimo. Non ci scaldiamo, perché noi qua stiamo credo discutendo in modo assolutamente sereno. Poi se la parola moralmente... No, però va precisato, perché sì. dico, a parte siamo noi che stiamo discutendo con calma, io mi sono limitato a quello che è un fatto che è normativo. Quello che dicono le norme, questo lo posso dire senz'altro ad alta voce e con serenità, è che questo sia compito delle compagnie. Ci siamo fatti carico, può piacere o meno l'espressione, perché la legge, non io, dice questo, ce ne siamo comunque fatti carico, ripeto, d'accordo con ENAC, e lo abbiamo fatto. Quindi non è che stiamo parlando di una cosa a prescindere dal modo, dall'espressione, lo abbiamo fatto dal primo momento, abbiamo messo centinaia e centinaia di pullman, abbiamo messo decine di persone che hanno cercato di agevolare le persone. Nell'emergenza non c'è dubbio che alcune cose si sono andate registrando nell'arco dei giorni, abbiamo messo anche poi dei coordinatori rispetto agli stessi soggetti che comunque abbiamo dovuto trovare e assumere, e quindi certamente lo abbiamo fatto. Poi ripeto, non è nostro costume cercare di scaricare le responsabilità sugli altri, le nostre ce le prendiamo senza problemi, difficile dover accettare di doversi prendere anche quelle degli altri, ma va bene pure questo. Allora, è la replica ovviamente di Nico Torrisi e io la ringrazio Calì, perché comunque credo sia stato assolutamente tutto molto chiaro. Ritengo però, se mi posso permettere Calì, la prego, io l'apprezzo molto, però non credo che la parola moralmente possa essere una discriminante utilizzata in negativo, cioè la parola moralmente deve essere presa personalmente. Trovo anche che si usi una parola moralmente come moralmente, credo che la D oggi abbia in qualche modo fatto capire, insomma, se ci dovessi ritornare su una cosa del genere ottimizzerei alcune cose. Questo comunque è già un'ammissione, ma rispetto all'emergenza delle conseguenze sulla gente, sui passeggeri, la prego, la chiudiamo qui perché il mio tempo è finito. Telegrafico. Sì. Ho premesso che moralmente mi stava bene, però a mio avviso la questione è alta. Perfetto, però insomma, se moralmente è una brutta cosa in questi termini, no, ce ne sono di altre, la prego. Mi sta benissimo. Grazie infinite a lei. Noi siamo fuori tempo massimo, ma io chiedo alla mia regia di utilizzare ancora qualche minuto perché dobbiamo andare in pubblicità, e poi però veramente io a questo punto vorrei con Nico Torrisi, visto che insomma l'abbiamo qui con noi, sapere notizie positive, nel senso che cosa sta succedendo e cosa accadrà da domani all'aeroporto di Catania per quanto riguarda eventuali novità sulla movimentazione aerea. Ci sentiamo tra un attimo.
Siamo tornati in diretta, Sicilia 24 Focus. Allora, che cosa accadrà forse questa notte? Noi abbiamo mostrato ieri le immagini di questa tensostruttura, di questa sorta di terminalino, l'abbiamo chiamato, messo in piedi con l'aeronautica militare, che sarà, eccolo qua, che sarà di grandissimo supporto e sarà di aiuto perché naturalmente la movimentazione dei voli possa avvicinarsi sempre più possibile alla normalità. Cosa accadrà? Accadrà che grazie all'aeronautica militare e grazie all'intervento del ministro Crosetto, che c'è stato molto vicino nei fatti e non a chiacchiere naturalmente come costume tra l'altro dei militari, e grazie all'intervento del comandante di Sigonella questo piccolo terminal è già stato a noi consegnato. Stiamo montando gli ultimi apparecchi che riguardano ovviamente i radiogeni e quindi lì ci sarà la possibilità di aumentare dal momento in cui sarà operativo, cioè da dopodomani, il numero dei movimenti orari, per cui si passerà dai 5 movimenti orari ai 7 movimenti orari, cioè 7 più 7, quindi 14 movimenti orari per ora. Ripeto, questo in parallelo alla riconsegna del Terminal A, quindi le due cose, come dire, procedono parallelamente. Io di questo devo ringraziare ovviamente tutta l'organizzazione, perché sia i nostri che ovviamente il prezioso contributo, ripeto, dell'aeronautica ha fatto sì che venisse montato a tempo di record assieme ad altre cose, perché sono state montate delle tensostrutture, alcune le abbiamo fatte noi, altre ancora sono state fatte all'aeronautica. Sottolineo come tutte sono climatizzate e quindi sempre per venire incontro a queste esigenze. Sappiamo bene che non è bello e non ci fa piacere vedere che siano tensostrutture. Qualcuno purtroppo quando sono fatte al sud le trova più brutte di quelle che sono state fatte in aeroporti, come dire, assai più al nord del nostro, ma sono strutture ovviamente che si utilizzano in un momento di emergenza e quindi sono cose che abbiamo trovato nella gestione dell'emergenza, soluzioni che abbiamo trovato e che ci sono state ovviamente e che ci tornano utilissime. Io le chiedo un'altra cosa, lei ha parlato della parola riconsegnato il Terminal A. È chiaro che la riconsegna è una riconsegna a voi che, come ha detto, dovete ottenere tutte le autorizzazioni per la sicurezza della gente, no? Certo. Ma diciamo dal momento in cui quel terminal importante riaprirà all'utenza, questo diciamo terminal aggiuntivo, sostitutivo di emergenza verrà automaticamente sospeso oppure ritiene che possa continuare una parziale vitalità? Intanto lo utilizzeremo, io mi auguro che la piena operatività del Terminal A ci possa essere davvero 10 secondi dopo la riconsegna, perché se, e questo lo posso anticipare a voi, tra virgolette, come vi piace dire, in esclusiva, no, io non, dico scherzando, le analisi dell'aria che abbiamo fatto allo stato attuale ci dicono che il livello è assolutamente validissimo, quindi non siamo preoccupati più di tanto, però è il nostro preciso compito e responsabilità verificare, e sulla salute non si gioca, ripeto, intanto del nostro personale e quindi dei passeggeri, che tutto quanto sia perfettamente in linea. È chiaro che se si torna alla piena operatività del Terminal A si riutilizzerà il Terminal C e vedremo se sarà poi il caso di non utilizzarlo, quindi, ma è chiaro che è un terminal provvisorio, non è una cosa all'italiana in cui le cose provvisorie sono quelle assolutamente definitive. Senta, gliela posso fare togliere un sassolino dalla scarpa se vuole? La stampa in questo periodo insomma, è piena di dichiarazioni, ne posso leggere una? Dunque, però glielo dico subito, non ho sassolini alla scarpatoia, mi sono troppo impegnato al lavoro, poi verrà dopo il tempo. Non ho dubbi in merito. Allora, diciamo che qualcuno le dice che questo nome e cognome, parliamo di Claudio Melchiorre, presidente del Movimento Elettori e Consumatori, dice che lei non si rende conto di quello che dice per quanto riferito appunto alle responsabilità della SAC. Come ha preso questa dichiarazione? Bah, come le altre, questo signore che personalmente non conosco e altri amano per motivi già noti ad altri scrivere o insomma, cose che probabilmente non sono sempre vere, e certuni di questi, compreso lui, ne rispondono in tribunale, visto che alcuni sono rinviati per diffamazione aggravata, a giudizio per diffamazione aggravata nei miei confronti. Trovo singolare, ma non mi sorprende che ci siano tanti pseudo, e non mi riferisco necessariamente a lui, comunque questi leoni da tastiera, tanti di quelli che scrivono cose senza avere la benché minima idea. Nel caso in specie, non sfuggo la risposta,
il signor Melchiorre fa parte di un movimento che è legato al signor Crispino e a tutta la vicenda polemica su Aerolinee Siciliane, che era questa compagnia doveva nascere e che ci aveva accusato come amministrazione di SAC di non fare alcune cose e non consentendogli di lavorare. Ci hanno fatto causa al TAR e hanno perso, ci hanno fatto esposti in procura, ovviamente infondati, sono stati archiviati, e adesso probabilmente immagino che in un momento in cui tutti quanti noi siamo concentrati a lavorare sia il momento di attaccarci o cercare di attaccarci sul piano personale. Devo dire che sono anche in buona compagnia rispetto a qualche soggetto politico, però ripeto, e glielo dico come vede col sorriso, forse anche un po' amaro, questo è il momento in cui sul serio siamo concentrati al lavoro. Se ci sarà qualcuno che dovrà bacchettare sarà la procura, che dovrà fare le giuste indagini con l'autorità giudiziaria. Noi abbiamo rispetto, non facciamo i processi agli altri, ma certamente non consentiamo a nessuno che vengano fatti a noi, specie insomma, da soggetti che hanno già dato prova che quando fanno accuse sono completamente fondate sul nulla. Senta, io la ringrazio moltissimo perché insomma, questo lo so, non è un momento facilissimo, però quando un fatto come questo diventa oggetto di speculazione anche politica, no? Perché poi è così, è una cosa importantissima l'aeroporto di Catania, non parliamo mica insomma, di un piccolo esercizio commerciale, nulla togliendo alla dignità degli esercizi commerciali che vanno un altro tipo di organizzazione. Noi vorremmo continuare però a poter mantenere un filo che riguarda però l'attenzione, come lei oggi ha detto, alla gente, perché lei spesso si è beato ed era felice di poter parlare in un aeroporto con 10 milioni di passeggeri, con un traffico importantissimo, quindi diciamo che se riusciamo a mantenere questo filo, cosa che mi sembra sia assolutamente la cosa più utile da fare, probabilmente possiamo continuare a dare la giusta informazione, la corretta informazione e chissà magari anche qualche aggiustamento strada facendo per l'interesse ovviamente dei viaggiatori. Gli aggiustamenti li facciamo ogni giorno e ripeto, chi pensa di essere infallibile ha un atteggiamento miserabile. Assolutamente. E quindi di miserabili in questi giorni ne abbiamo visti tanti. Io dico che certamente ci sono molte cose che vanno migliorate, lo sapevamo, lo sappiamo ancora di più oggi, però sul serio mi faccia chiudere intanto ringraziandola, perché non è facile gestire anche, come dire, se si va sopra le righe o se ci sono interventi magari preconcetti o cose del genere. Io ribadisco, chiudendo come ho iniziato, col mio ringraziamento a tutti quelli che stanno lavorando. Dopo, quando saremo, e ormai a giorni lo saremo, pienamente operativi, ci sarà un momento in cui ci potremo incontrare, anche io dico scherzando sul ring, e poi vedremo chi ha fatto che cosa e se ci sono le responsabilità. Oggi siamo troppo concentrati in questa emergenza. Ribadisco scusandomi per i disagi che ci sono stati e che nessuno nega, perché è chiaro che non è possibile negarli, chiarendo però che certamente non ci siamo dati fuoco e quindi non era immaginabile. Certo. E poi soprattutto il sorriso più amaro è per tutti quei soggetti che lavorano incessantemente 24 ore al giorno e quando parlo soprattutto con gli americani sorridono dicendo che sono sorpresi dall'approccio assai poco, come dire, da team, di squadra, mentre gli americani hanno un approccio in cui si uniscono subito nelle problematiche che riguardano casa loro. Qui invece c'è sempre la caccia alle streghe e cercare di dare addosso a chi fa qualcosa, però siamo italiani, siamo siciliani e siamo abituati. E poi mi aveva fatto una domanda. Le domande a proposito dei WhatsApp che arrivano a tutti noi, grazie al cielo non arrivano soltanto dai siciliani, ma mi arrivano da tutte parti d'Italia, quindi diciamo che non è un costume locale, ma è assolutamente un costume domestico. Diciamo. Quella del ci rivolgiamo all'amico che lavora in aeroporto, vuole dire quello? Sì, assolutamente. Grazie a Nico Torrisi, in bocca al lupo, buon lavoro, pronti a documentare ovviamente una ripresa quanto prima. Da Roberta Lunghi è tutto, l'appuntamento con Sicilia 24 Focus tornerà domani. Grazie.